Venti di guerra sempre più minacciosi nel Medio Oriente, con Israele che continua gli attacchi contro l'Iran e Teheran che risponde con ondate di missili ipersonici. Una guerra in cui gli Stati Uniti potrebbero essere a breve coinvolti direttamente. Il presidente Trump valuta l'attacco, nel caso la Repubblica Islamica annuncia già ritorsioni. L'allerta terrorismo a livello Charlie per rischio imminente è scattato frequentemente anche a Vicenza, nelle 3 basi statunitensi, attorno alle quali sono stati rafforzati i controlli. Una situazione che preoccupa in particolare il movimento pacifista berico, composto da 36 associazioni, che si è dato appuntamento davanti alla prefettura per sollecitare un incontro per chiedere trasparenza sulla situazione in città. Pensiamo che i cittadini abbiano diritto di sapere come stanno le cose, cosa c'è nelle basi, cosa si sta muovendo e se c'è un piano di sicurezza rivolto a tutta la cittadinanza. È chiaro che al prefetto noi non chiediamo risposte, ma chiediamo di trasmettere immediatamente, in tempi urgenti, questa necessità al governo e alle autorità che sono preposte alla sicurezza dei cittadini. È l'UNESCO che lo chiede a gran voce e noi come cittadini siamo qua per sostenere questa iniziativa. Ci preoccupa molto il fatto che la nostra richiesta che avevamo presentato al prefetto Romano ancora il 17 gennaio, siamo già a giugno e la risposta, l'incontro non è ancora arrivato. Quindi siamo qui per sollecitare il prefetto ad incontrarsi e per informare i cittadini di tutti i pericoli che la città sta correndo. Il piano gestione dei rischi richiesto dall'UNESCO va implementato per i civili e i monumenti, dicono le associazioni, per scongiurare possibili ritorsioni. A preoccupare la movimentazione sempre più frequente tra le basi di convogli militari che trasportano esplosivi, ma non solo. Io abito lungo la Riviera Berica, molto vicino, 2 chilometri da base Fontega e a 7 chilometri dalla base Pluto di Longare. Molto spesso passano convogli come questo, che era un convoglio veramente impressionante perché erano non meno di 10 di questi camion enormi americani carichi di questi container con i segnali di trasporto di armi pericolosi. All'interno delle caserme militari di Vicenza sono partite iniziative antiterrorismo organizzate con informazioni sui social, con esperti eccetera. Allora, è una cosa ragionevole quella che viene fatta all'interno delle caserme militari americane. Quello che non è ragionevole dal nostro punto di vista è che queste cose non vengano fatte per noi cittadini italiani.